mediante il battesimo, ora Cristo benedica con il sacramento dell'unzione, perché vi amiate con amore fedele e risolutore, vi assegnate responsabilmente i doveri del matrimonio. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni. Compiuto il nostro comune insieme, illuminati dallo Spirito Santo e accompagnati dalla volontà cristiana, siamo venuti in piena libertà nella casa del Padre, perché nonostante riceva il sigillo della consacrazione. Consapevoli della nostra decisione, siamo disposti, con la grazia di Dio, ad amarci e a sostenerci l'un l'altro tutti i giorni della vita. Ci impegniamo ad accogliere con amore i figli che Dio ci vorrà donare, educarli secondo la parola di Cristo e l'insegnamento della Chiesa. Chiediamo a voi, fratelli e sorelle, di pregare con noi e per noi, perché la nostra famiglia diffonda nel mondo pace. Se dunque è vostra intenzione di unire il matrimonio, datevi la mano destra ed esprimete davanti alla Chiesa il vostro consenso. Il Signore inizia il compimento del vostro amore, sia con voi sempre. Io, Danilo, accolgo te, Nicoletta, come mia sposa. Prometto di esserti fedele, sempre nella tua parole, nella salute e nella malattia, e di amarti tutti i giorni della vita. Io, Nicoletta, accolgo te come mio sposo e prometto di essere felice sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella vita, e onorarti tutti i giorni. Il Signore Onnipotente e Misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e per i colmi della sua benedizione l'uomo può separare ciò che Dio unisce. Il Signore benedica questi eredi e donante stabilmente il segno di amore e di fedeltà per Cristo nostro Signore. Nicoletta, ricevi questa anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Danilo, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre e dello Spirito Santo. Benediciamo l'amore e gloria per sempre. Facciamo la parola di sposa. Fratelli e sorelle consapevoli del singolare dono di grazia e di carità, per mezzo del quale Dio ha voluto rendere perfetto e consacrare l'amore dei nostri fratelli Danilo e Nicoletta, chiediamo al Signore che, sostenute dall'esempio e dall'intercessione dei santi, essi custodiscono nella fedeltà il loro piccolo originale. Che deve fare la preghiera di fedele?